brevi cerimonie però che mi sembra significative, nel senso che io us do il benvenuto pur a tutti, anche direttore del CIF e delegato dal rettore, dal magnifico rettore dell'Università del Friuli, Alberto Felice De Toni, per la lingua e culture furlane. A lei con gran piacere e con onore che io us do il benvenuto e us parti il saluto anche dal rettore, che non ha potuto essere presente per altri impegni. E come che insomma ormai di qualche anno di fasin, alla fine dell'anno i degni attestati a cui ha seguito i corsi che sono immaneati dal CIF sulla legge 452, che è la legge nazionale di tutela delle minoranze linguistiche e che adatta i fondi proprio dal nostro caso indirizzati all'indipendenza della pubblica amministrazione, che come sapete hanno diritto di questa formazione, di consolidare la propria conoscenza del furlano, in maniera che gli utenti degli enti pubblici abbiano la possibilità di esprimersi per furlano a contatto con gli enti pubblici. Con di più, il CIF fa in maniera anche dei corsi per gli studenti dall'università stesse che hanno quote importanti che fanno furlano, ma più di qualche duma ha proprio il gusto di conoscere di grafie normalizzate e anche gli elementi della grammatica, perché stanno semplicemente a Fevelin, ma non hanno focalizzato le regole della grammatica e non ci i corsi anche queste funzioni. E sono anche altre persone di altre regioni che vengono, che sono curiosi della nostra lingua e approfittano, frequentano i corsi. Quindi, benvenuti a tutti. E come mi lasci la parola a Serena Fogolini per una breve presentazione dalla cerimonia e poi per i saluti dalle autorità se la consente dei diplomi. Allora, grazie al direttore Peter Lunger, intanto, che è il direttore del nostro centro interdipartimentale per lo sviluppo della ricerca. Esatto, lo sviluppo della lingua e della cultura furlane, scusate, ma stante che viene cambiata la nomenclatura proprio dai 2 anni di lavoro, ogni tanto si domanda sì, ma che R che sta di mieci per cestaie? E allora, che era il motivo? Perché una volta era la ricerca di mieci, no? Io uso il saluto di banda dal sportello per la lingua furlana dell'università che adunque Marco Stolfo che è presente e che qualcuno di voi sarà già conosciuto per altri motivi che dopo la rinavio appunto al ben portato in denant di ormai 2 anni e osperin di là in denant magari non con queste figure ma osperin insomma che il sportello per la lingua furlana all'edindenant dopo dei science di polse che si era cepato e appunto come che qualcuno dei corsi mi ha già conosciuti farai un po' di intrattenimento no? via che in denant per la cerimonia. Ora guardi che chi ha sì la consegna dei attestati no? a 12 corsi che hanno frequentato sedi che dalla pubblica amministrazione, sedi i studenti invece via per il 2018 e volevo ricordare che di quell'altro anno, perché vinta carta l'altro anno, e vi pensato che questa occasione, che era una buona occasione per salutarsi prima di Natale, perché si è sempre fatta a si ridurre dall'anno 11 a dicembre, a poter essere anche una buona occasione per conoscere il territorio e per conoscere anche quali sono le specialità che lavorano sul territorio. Dunque l'anno passato, per cui calere, per cui non lo era, lo discumò all'era d'Orogliat, con no altri, e poi invece troveremo un altro personaggio che è sentato cadenante che subito lo conoscerete di persone, che è Luca Malisan, è un giovane fumettista, no? Un disegnatore furlan che lei sta a Bertiul, giovane, dopo ti odino in muse, dunque la valuta in loro se tu sei giovane o no, le poche fai. E appunto al lavoro ormai di un day science, anzi di più di day science che adura la realtà di Goten Studio e come
alla ragna in denant con altri percorsi, altri trois, ma sicuramente a quarti in denant c'è che è la vitalità del campo artistico Furlan. Dunque, io farei un battimento di mans in salute. E allora, prima di attaccare, abbiamo già dato i saluti di bande dal rettore, dunque di bande dal Paron di Jazz, ma non stiamo dismettersi che l'Università del Friuli si chattile a Udin, e allora viene con noi la rappresentante dal comune di Udin, Elisabetta Marioni, che è la presidente della Commissione Culture e Istruzione del comune, e con di lui è la vicepresidente dal Consiglio Comunale, e nos viene a portare un suo saluto. Grazie a tutti. Funziona? Sì. Va bene, grazie a tutti. Io sono venuta qui oggi a portarvi in primis i saluti del sindaco Pietro Fontanini, che oggi non poteva venire, e i saluti anche della giunta, del presidente del consiglio e di tutto il consiglio comunale di Udine. E voi tutti sapete quanto il sindaco di Udine, prima presidente della provincia, insomma da una vita, insomma, il sindaco di Udine si prodiga per la lingua friulana, per la valorizzazione della lingua e della cultura friulana. E ora anche la nuova amministrazione di Udine, guidata appunto da Pietro Fontanini, si sta già impegnando in questa direzione. E volevo dire a tutti, vedo qui anche il dottor Diego Navaria, che proprio qualche settimana fa, il 13 dicembre, in Commissione Cultura abbiamo approvato le modifiche al regolamento della lingua friulana e anche le nuove linee guida di politica linguistica per quanto riguarda la lingua friulana del Comune di Udine. Passerà poi in Consiglio Comunale, quindi questa amministrazione si pone proprio come obiettivo la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e si impegnerà in questi 5 anni proprio in questa direzione. Quindi tanti auguri a tutti, a quelli che hanno partecipato ai corsi, che sono stati molto bravi, sia agli studenti che ai dipendenti della pubblica amministrazione. Io volevo dire che sono un po' prestata alla politica perché sono un insegnante di scuola superiore, quindi oltretutto non sono giovane, ma è la mia prima esperienza, quindi io ragiono un po' come insegnante. E nella mia scuola io insegno all'Istituto Stringer da moltissimi anni, da 31 anni, e noi abbiamo un progetto di lingua, storia e cultura friulana che va avanti ancora dal 2001. Io sono anche la referente e abbiamo un buon team, insomma, c'è un buon team di insegnanti che lavora, e quindi è molto importante il ruolo della scuola, ecco, e anche il ruolo dell'università in questa direzione. Ecco, io vi ringrazio e vi faccio anche i miei auguri di buone feste, di buon Natale. Grazie a tutti. Allora, grazie al Comune di Udine che prese in per essere presente con noi questo dopomisdì, e chiaramente vi dite prima che i corsi per i dipendenti di amministrazione pubblica sono in maneas in grazie dal finanziamento della legge 4/2 del 1999, però che per studenti invece io vi inviato l'anno passato al 2017 in grazia di un finanziamento della Fondazione Friuli, che sta sempre ben ricordata, che stanno invece deciso di destinare proprio dai fondi propri dal CIRF per queste iniziative, perché non sommava che al fosse importante e necessari sono ridotti, perché stando al statuto dell'università chi aveva di essere uno degli obiettivi, e dunque portando in avanti le nostre lingue e anche la nostra cultura lo facciamo più che volentieri. E che scorsi sono stati inviati in grazia dal patrocinio di Doyenz, c'è tanta importanza per la lingua furlana, come chi sapete tutti altri, che sono l'Agenzia regionale per la lingua furlana, e chi viene la fortuna di avere il nuovo presidente, il nuovo discreto proprio, e allora i domandini a Eros Cisilino di venire a portarci il suo saluto.
Grazie, sparti saluto ovviamente dall'Arlef, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato Tecnico Scientifico. Qualcuno di queste persone che compongono questi organi dall'Arlef lo vedo proprio qui e mi fa un lavoro di piacere. Io sono veramente contento di tutta questa gente e ho detto nome Dorobis, ma che li sapesse, a me quasi che il predica faceva la predica che abbiamo messa, per cui chiacchierare Watris è assolutamente naturale, ma sono concesso che Watris non chi sapesse. Trovo che è importante dall'amministrazione pubblica al Furlan, è importantissimo perché è un fattore di democrazia, è un fattore di democrazia prodotto per legge, ma è anche un fattore di rispetto. Se una persona arriva in un'amministrazione pubblica e ha voglia di chiacchierare per Furlan, è importante che abbia un interlocutore di contrabbanda che sappia capire e che sappia anche interpretare le sfumature. Alle volte che roba qui ha creato qualche imbarazzo dal passato, ma è importante che lo sapere di cosa. Us ringrazio anche per un'altra roba, perché qualcuno mi ha segnalato che all'interno dall'elenco, dai corsi che si possono fare in regione, non è presente, ecco Marca mi schiaccia chiaro perché probabilmente sa, non è presente la possibilità, il fatto che si identifichi chiaramente la possibilità di fare corso per Furlan, per cui guarda che lo veis fatta, us ringrazio particolarmente. Non hai tante altre robe di dire, perché come che tornavi a di prima, come che dicevi prima, è come fa la predica messa, per cui in realtà vi ho tanti amici che lei di Heinz che condividi. Heinz che il prossimo anno sarà un vinci, no? Che chiamavi prima il cartello è nominato dalla legge 442 dal 99, no? E che sarà un traguardo importante. Non mi pare il compleanno della filologica, ma è che perché sono 20 anni che è stata valorizzata proprio la lingua furlana per legge. E vi ho detto qualche compaesano che mi fa anche molto più piacere. I rinnovi che ho, gli auguri di buon Natale, buoni fiestis e passi la dottoressa. Grazie. Allora, l'Agenzia regionale per la lingua furlana era una dei due enti che patrocinava i corsi per gli studenti, che l'altra era la Società Filologica Furlane, poi magari così no, hanno poi dei miei curriculum no altri, perché hanno riunione che l'anche al Venastai 2019 sono il centenario, no, dalla nascita della filologica e sono ciappadons dalle iniziative che hanno parecchiaran l'anche bene. Du caso non hanno preparato i regaluzzi che dopo la Sarin, come diceva il presidente dell'Arlef, alle bielli di così numerosi, bisogna anche ricordare che i 6 donne la metà di chi che avevano partecipato ai corsi, perché o per via delle feste o per via di malattie, di malanze di stagione, i 6 una quarantina invece di 10 un'ottantina, riescono un buon risultato di stesso, no? Però io penso che è un'altra realtà, un lavoro importante per la lingua e per la realtà furlane, che è il presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistiche Furlane e quindi più il sindaco di Charlins, perché io non posso non dire che è il sindaco di Charlins, Diego Navarria, e allora lui inviterei a venire a dire lui un doperaulis che così hanno saluto anche lui. Buonasera Duccio, grazie di avermi invitato, direttore, e saluti anche tutte le autorità. Dopo è veramente in corte, ecco il piacere di essere qui con questa che si cresca le lingue e si cresca le lingue diretti da pubblica amministrazione, che mi sembra un concetto un lavoro importante. Le assemblee delle comunità linguistiche dopo è l'unico organismo che tutela e rappresenta le comunità furlane, di lingue furlane, di tutte le regioni, dalle ex province di Pordenone, di Udine e di Gorizia, e aderisce in 715 comuni a UE. Un'altra attività che si implica all'estire di queste attività che fa Gesuati, se vuole maneggiare le assemblee e in collaborazione con il CIRF e con l'Arlef che ha già rivelato, ma lo metteremo appunto magari i prossimi anni, stanno si arrivati per problemi delle burocrazie italiane, dicendo così, no? Se no regionale. Ecco. E è un corso
formazione per i sindis, per gli amministratori, perché non credete, ma anche che aderiscono alle comunità linguistiche furlane magari non hanno le competenze complete, le conoscenze di tutte le legislazioni, di tutti i meccanismi e anche di tutti i diritti che i furlani hanno. Ecco, il diritto è riconosciuto, ma non è venuto in buona bonde, il scopo è chiesto. E io us ringrazio per ciò che fate voi, e se sicuramente in prime linee con i cittadini in queste attività, e quindi penso che sia in Cubia, in unità di intenti per italiani, che non mi viene fuori per furla in Cubia, si può dire sì. Grazie, allora buon Natale e buon principi dall'anno. Bene, l'ultima realtà che volevo presentare prima di attaccare con la cerimonia è una realtà che i giovani si conoscono già, perché è venuta in maniera di là dentro, dai studi, si conosce c'è molto che funziona, no? Questa radio che ha lavoro di più di 30 anni, se lo fa soprattutto in lingue furlane, come che ora guardi i giovani si hanno la possibilità di là un po' che passò un parudi in disegno, ma in realtà si conosce che sono le realtà, dunque le sedi dall'agenzia regionale e poi dopo anche dalla società filologica furlana, con la so importantissime biblioteche per i studi soprattutto intrecciati all'insegnamento della lingua furlana per i fruttini, no? Con le docuscuole. E allora chiameresca il vicepresidente di Radio Onde Furlane, Paolo Cantarut, che dopo farà anche un po' di cerimonie, no? Di cerimoniale con le interviste con Luca Malisan, che non sai che devi preparare, ma mi va benissimo perché nos place io di salopare. Vi preparando noi improvvisiamo, si chiataremo, insomma, fermeremo un po' le stesse lingue, che dopo le lingue che si fa bene a Onde Furlane, le lingue da contemporaneità, te sento una testata giornalistica di contare il Friuli e il Monte ogni giorno, lo fa di più di 30 anni, quasi 40, che non sono vicende filologiche, ma sono sicuramente di più dai vinci di qualche legge per le quali immaginare se c'è fattura che ho fatto all'inizio, c'è fattura che facciamo anche come a contare il Friuli e il Monte per Furlane. Qualcuno di voi sarà anche stato in dei nostri studi, da questo corso, ha avuto molto di capire, di ciò che si occupa, e perché non si interessa tanto le creatività, come nel caso di Luca, che intervisteremo dopo e vedremo anche un documentario su di lui. Non si interessa perché le creatività sono degli elementi che tengono le lingue vive, in giorno al monte di voi, a tradurre quello che si fa in altri bandi in tutte le lingue furlane, da di voi, le lingue moderne e al passo coi tempi. Questo è più o meno il lavoro che ho fatto. E ad ogni modo, grazie a voi, perché se non fosse giovane anche che seguisse questo corso qui all'università, veramente saresti preoccuparsi. Ma ovvio che comunque l'università ha fatto dei passi anche in denante, forse anche da ora un corso come questo non era neanche pensabile. Progressa le progressa. Ah, boh. Bene, questo, complimenti di nuovo ad ogni modo a voi che si vede protagonisti di questi incontri. Grazie sempre Radio Onda. Io invece come parte il saluto di bande di un'altra persona che noi judei sue e non la judei se a posto la judaresi subito perché è più alta, no? Che usa anche seguito la più parte di altri via pal corso, che è il professor Fabio Boltin, che ieri era con chi dal corso intermedi e dal corso avanzato per capodessi in fa l'esame, anche se l'era mettuto male per via di malattie, ma la dite parte fin alla fine e alla ceduta e purtroppo la malattia è stata più forte, ma un saluto da Liet e la dite che per Natale starà migliore. E invece c'è l'occasione per invitare il collega sportellista Marco Stolfo, che con di più è stato anche il professore dal corso di livello di fonde dalla Sierrada dal 2019 dal CIRF, pari dipendenza dall'amministrazione pubblica, a portare un saluto e ci spiegano se io fa Fabio per il corso, scusa.
Tan grazie, un saluto a tutti e a tutti, le pozdrav vsem, buon pomeriggio, un saluto in tutti i squadri eletti dal Friuli, a Sinta Università del Friuli, e quindi pensi che sia di buon e giusto, che è bene che al convegno, che è scritto al messaggio per Furlan. Io sono ora contento di dopo aver finito, c'erano altri dal corso con l'esame, no? E dopo di mezz'ora, passerà un anno che tra i corsi per i giovani, per gli studenti, i corsi per le dipendenze delle amministrazioni pubbliche, insomma, abbiamo fatto un po' l'Università del Friuli, insomma, il direttore, ma è arrivata a provare a farlo, con una certa pensi anche soddisfazione. Nestre, io penso di interpretare anche il pensiero di Fabio Boltin, che non è come si raccontato Serena prima, e pensi anche di cui ha seguito il corso, anche il fatto che si tiene qui in Times, in due giornate che anche onde particolari, insomma, tra i pezzi di famiglia e altri robe, saluti che avesse fatto un percorso che io pensi, posso parlare in particolare delle mie esperienze, anche delle mie esperienze che sono state anche plef di un altro corso, e quindi mi sono in una situazione un lavoro particolare, che è stata che se chi fosse Agnul Floramo al fevelerese di Scolè o di Ozium, fevelan per greco antico, per latino, che vi fatto una roba di conoscenze, di studi che non saprà su, pensi proprio, no? Vi imputarci proprio il gusto di fare questi percorsi insieme. Dunque, è una cerimonia che in realtà è anche una forma di riguardarnos e riguardare anche gli altri, che è stato fatto che era giusto che si deve di farlo e che si fa al catere di giusto, che vuol dire una banda esercità e il diritto di operare le lingue furlane in tutti i settori e anche con le relazioni con le istituzioni pubbliche. Di che altre bande il diritto di cui che lavora, di varie competenze in lingue furlane, per poter garantire il diritto ai cittadini, se in qualche maniera anche per permetti a queste istituzioni e alle amministrazioni di fare il loro dovere di garantire questi diritti. Insomma, spero che il 2019 sia di un anno furlan e umano, quindi auguro a tutti e a tutti. Allora come si invien con la cerimonia di consegne da chi prima con i studenti che sono anche che sono venuti più di fuori, qualcuno viene monce non sa già salutare per cercare di taccavore, inviterei dome una componente essenziale dal CIRF a venire cadenante che così si presenta, si fa scognosi perché dall'inizio di quest'anno la segreteria del CIRF ha cambiato la persona di riferimento e dopo tutta una vita podem dire Dolores Miotto non sa salutarsi, la in pensione, via di e invece viene Paola Dodorico che è la nuova segretaria del CIRF e che così intanto nos dà una mano da fuori a testate a si fa sfiori quando i fevelei col CIRF sapete che la persona di riferimento è e farei un grandissimo battimento di mans in tutto un altro contesto e ha saputo cercare i brani dal CIRF un lavoro bene. Dunque, grazie sempre a cui che lavora da lavoro. Allora passi la parola al direttore. Bello lì. Allora. Dunque, gli studenti, allora. Abate Michele. Prego. Cipriani Laura. Cipriani Martina. Cozzi Claudia. Era del Mosco. Cudicio Chiara. Firan Adriana. Facciamo un applauso collettivo ad alla fine. Firan Adriana, Lauzzana Gianni. Perché è un po' stagionata, No, ma no. No, invece è il mio.
Lauzana Nadia, Leida Cristina, Mattias Priscilla Aparecida, Mattiusi Francesca, Monte Paolo, Pagano Roberta, Pascolo Tommaso, Pituello Laura, Salerno Veronica, Siriloti Emery, Snaidero Raffaella, Trevisan Michela, Zanello Renata e Zucchiatti Eva. Però Zucchiatti Eva. Ecco, bene. Vorrei un applauso agli studenti. Bon, allora, corso poi dipendenti dall'amministrazione pubblica, corso a livello di fonde. Basso Monia, Bertos Francesca, Bozzi Stefania, Castellarin Elio, Cecutti Lorena, Colautto Milvia, Dodorico Paola, ella si consegna a se stessa per invade il proprio diploma. Bene, allora De Paoli Fiorella, De Paoli Fiorella, oh, ecco, secondo sì. Canduc Giulia, ho pronunciato giusto? Grazie. Loretto Giulio, Bestroni Corinna, Novello Gigliola, Pante Giovanna, Pellarini Gloria, Sandre Cristina, Sessa Cristina, Tosolini Chiara, si prepara in Italia, ciao Sessa, e Zorzenone Sandra, non sai se avere, ecco, bene. Dal livello intermedi Roberto Carnieri, prego. Martina Carlo, Pinzani Lionel Benito, Pinzani Lionel Benito, e vediamo che gli ultimi squadri hanno dal corso di livello intermedio, livello avanzato. Ambrosini Karim, Fogolini Serena, che si consegnerà a Besole, Piasente Matteo, e Stolfo Marco Mistese, che anche loro vabbè, un applauso allora ai corsisti della pubblica amministrazione. Grazie per l'interesse dimostrato per questa iniziativa. Allora, io grazie a tutti e come vi lascerei la parola a Paolo Cantarù per
con le interviste a Luca Malisani, sì o no? O facci prima il video? Allora, presento intanto una sorpresa a tutti, che come ho associato in un po' no, di Argegole, ovviamente, Sì. Biele Robuti, Scalfas, Luca Malisani. Il proiettino, un breve filmato, che è una produzione a Gerose, che fa parte dalla serie di dal progetto Intart, di Caponte vi par protagonisti i giovani artisti locali e questa puntata è dedicata interamente a Luca Malisani, come voi sentite il Furlan dalla zona di Bertiulce, Mucalzune. Un saluto a tutti, mi fa piacere essere qui. Mi chiamo Luca Malisani e hanno fatto un documentario che per me è una sorpresa, comunque un piacere che lo vedi fatto e forse al presente lui mi dice che potrei fare io che il mio lavoro è che di fa i fumus e c'è che il popolo dice fa i fumus per Furlan, no perché io faccio per Furlan, ma perché io so i Furlan e il Friuli l'entra dal mister che fa. Hanno fatto un bel documentario e come lo fa partire, hanno le Dorino, il regista, Il regista è Dorino Minigutti, esatto. è un bravo regista Furlan che ha fatto queste... Spesso mi si dice tu sei artista, dice il vero io mi sento artigiano. Quelli di Sclop e la classe inglese comedile, con chi bevi in che a nastro che cragni schino succedevi. Con Chiari Picciul l'avevo intaccata da per televisione di quei cartoni animati giapponesi e hanno deciduto che non erano granché educativi per un frutto e quindi a mai vietavano. Dammi di lei e mi sono mettuta a fare libri, savietamente di dopo il computer e vi siete preso con l'informatica. Disin che ha visto i risultati, appunto, stai ben attento a chi vieti, come. Come che avessi in tutto allora il regista, lei Dorino Minigutti, che Alvarez Bugust di Esica con no altri suoi, ma la reciapata di altri robis e usmande il suo saluto, il progetto lo riguardina le finanziate delle agenzie regionali per l'Engue Furlane. E come passiamo la parola ai due protagonisti, anzi al protagonista e al moderatore. Il protagonista è Luca, sicuro. Complimenti di Niof per il suo lavoro. Però che gustaría c'è anche dalle prossime robe. Allora, già il documentario a distante su ciò che sta facendo Luca. Dice il vero, io Luca ti vedo ben da urdi queste cattedre, qui all'università, perché tutto può adesso insegnare tecniche dal fumetto, tecniche di comunicazione dal fumetto, con l'esperienza che tu hai. Sì, sarebbe un lavoro bello, magari per Furlan, si sfalo. Ad ogni modo, una roba che mi ha colpito dal documentario che abbiamo veduto è il lavoro di squadre, un po' il lavoro che a me che dalle botteghe artesane di una volta, anche a pitturarsi si imparava dalle botteghe artesane di una volta, e soprattutto il lavoro di squadre che tu fai, e in diti voi tutti si fanno in squadra, pensate, non sai, anche ai serie televisive dove sono squadre che pensano i profili psicologici e le locations, i looks dove fai e denante. Anche dal fumetto è entrato questo lavoro di squadra, anche se dopo il lavoro magari alle in solitudine e concentrazione, no? C'è troppo importante. Se di esperienze che avete avuto voi, come botteghe artesane, Gotham studi, ma anche per il lavoro che tu continui a fare di voi, nel senso che tutti i rapporti con che scrivi i testi, i sceneggiatori, che scrivi per francese, per altre lingue, e tu di fare un lavoro di
continui di dialoghi, no? con gli altri. Sì, il Fumut è fin di subito stato un lavoro che non si faceva di besoi, perché la maggior parte delle volte si era sempre un bravo a scrivere e inventare le storie e un più bravo a disegnare. E quindi di solito come minimo è sempre stata una coppia, quindi fin da sempre. E come di voi che si colori anche si può aggiungere queste piarce figure come che si vedeva, anche colorare e vonda diventa un mestiere, ma dopo lavoro è una chiesa editrice, quindi sì, insomma anche dalle altre figure, con i libri sono là in stampe, è sempre stato un lavoro di squadre e noi abbiamo proprio attaccato così. Vi intaccati a lavorare insieme perché io avevo bisogno di qualche che mi manca, perché a colorare i miei fumus. Difatti, rispetto al che si vedeva dal documentario, appunto, vi lavorate insieme dei science, proprio come i Sting disegnano l'esperienza del Gotham Studio e perché che loro due che mi davano in mano, dal frattempo sono diventati in gamba di là in davanti per con loro. Ormai è un par di anni che ognuno di noi ha la sua clientela e quindi c'è che le è succeduto, lei che da assistenza sono diventati autori, no? E quindi il rapporto continua, perché i miei fumetti continuano a essere disegnati di Paoli, il Francescuto che purtroppo non posso chiudere, insomma, ma alle che l'ha fatto che i miei disegni sulla storia della filologica. E quindi le collaborazioni sono sempre, e per fortuna di voi che vengono due mesi di comunicazione di Chismont, io posso lavorare come chi fa per i francesi, per gli americani, scrivensi via email e si arriva a creare questi gruppi di lavoro che si muovono, nel senso che appunto un caso possegge i coloristi o di qualche dunto, un altro caso io disegno un altro mi colore e quindi sì. L'importante è chiacchierare diversi lingue, perché pardesi il francese io lo sai, e lo sai perché chiacchierare Furlan di Picciul e perché ho la fortuna di farlo alle medis, però è tanto il francese dal Furlan e vi fatto un po' di francese alle medis e vi sempre chiacchierare Furlan, mi ha portato al DDV aveva un buon francese e i scrittori che scrivono per francese sono contenti di piace fa con me piuttosto che con altri che non lo sai che ha bisogno di rivolgersi a un traduttore, insomma. Fra l'altro il fumetto in sé è un ulteriore linguaggio, anche universale, insomma, è un anche che è aleatorio per tutto il mondo, quindi giuntai su una lingua in più, io direi su una lingua creative e artistiche. Tu hai cominciato in Francia, dove come abbiamo veduto in tal documentario, hai tante culture dal fumetto, il fumetto anche fatto a livello popolare, occupa un settore ben specifico anche dalle editorie. Però dagli ultimi tempi tu sei arrivata anche finalmente in Italia. Drago Nero, questo lavoro è un lavoro che abbiamo pubblicato dalle Bonelli, che è l'editore più importante d'Italia, che è il text che leva Topari e Tobarbe. Ci ti hanno detto Topari e Tobarbe di appassionati di text di questo lavoro con le Bonelli? Giustamente allora il plus, se chi fa, perché allora il plus text. io lavoro su un'altra testate che si chiama Drago Nero e che non fa spar loro, ma le mie così, anzi, ai volo, io mi preoccupo sempre con che mi plasino i robi che ci con che i miei frusci plasino i robi che plasino a me, perché vuol dire che anche non sta cambiando. E ai volo che un po' che i gusti è cambiati. No, boh, insomma, è soddisfazione per me sei a fare che robis che di Picciul i levi, insomma, dopo magari appunto fa text, resta sempre bisogna sempre avere davanti un altro puesto da arrivare e dei science, no? Magari volentieri disegnerai text, ecco, e per come i suoi su un'altra serie, però invece fa appunto con le più grosse chiese editrici è un plaisir, perché di Picciul mi piaceva lei, io mi sono dato di fa per cercare di farlo, però non è una roba che aveva, insomma, come sempre tutta la vita si mistura un po' il darsi di fare con le occasioni e la fortuna, insomma. Però sì, che i lavori che si vio che in bianco e neri
sono i lavori per la Bonelli, che invece a colors sono i lavori per la Francia. Comunque anche i lavori a colors attacchino in bianco e neri, che chi è un esempio, chi sta nelle pagine che bisogna dire di sera, le pagine dal prossimo libro che sto facendo per la Francia, però si può vedere anche la differenza, che il libro francese è grande, ha tanti vignetti e quindi praticamente stampati grandi, e che chi ha il lavoro dal colorista, quindi io faccio la pagina così e dopo il mio collega Paoli la trasforma in colors così, oppure appunto a possei anche fatta dalla stessa persona, insomma. Però per dire che questa è la maniera che si divide il lavoro. No? In Italia invece fumettale direttamente in bianco e neri, e quindi ecco che chi sono i fumetti che fa per l'Italia, e la differenza è che chi la pagina di sei finita direttamente così, e quindi gli di fare tutte di soldi. Che schia sono appunto da Dragonero, che viene stampato picciolo, e quindi si può anche vedere che la manco il pagines. Chischio invece, con che si vede che robi schi, come Chischio, sono gli studi dei personaggi, che i lavori che nessuno vedrà. Proprio c'è che si diceva dal discorso di collaborazione, quando io mettermi d'accordo con lo scrittore, lui ha la taglia a Falk, ma lui dice, è un personaggio fatto così e colà, io dopo di metterlo sul suo edichiarte e bisogna vedere se non d'accordo. La maggior parte delle volte bisogna fare 5-6 di chi prima di arrivare a avere capito quale. Quindi anche quel è una forma di collaborazione che dopo nessuno avviò, ecco, nel senso che non arriva sulla pagina al lettore, però sono dei disegni che facevi. Che sono i mulins che si vede i mulins di Quarte. Riciclati in un contesto completamente differente. Che il fumetto francese che si vedeva prima però non ha un titan fantasy. No, per nel senso che si sta spostando anche su altri territori. No, cioè, non so io che mi sposti, sono le esigenze della storia che sono differenti. In Francia il fumetto chi di noi il fumetto le ha sono storie di avventure, quindi appunto la Bonelli purtroppo che sei in tanti generi, ma il genere è avventuroso. In Francia, un po' come per le serie televisive che la Ita conosce, è di tutto. Quindi invece di sei nome dalle storie di avventure pensate per dei giovani, sono storie di tutti i tipi. Che sto facendo come per esempio è una storia catabae di agricoltura biologica e agricoltura convenzionale, un tipo di storia che qui in Italia non si venderesse, non esisteresse, insomma. Scusa. Gli hai fatto anche Fumus per Furlan appunto, e continui a farlo. Anche che lì è una roba simpatica, che esiste la possibilità di avere per troppo piccolo un marchiato Furlan dove si può fare dagli robi che non sono che chi vede in Italia. Appunto, ma con le tue esperienze a livello internazionale, ci vuoi vedere se tu un fumetto per Furlan, con un supereroi, un fantasy, una roba più realistica, una roba storica, cioè può dare se funziona secondo te? Ma in realtà deve tutto. Perché è già stata fatta e le sta fatta tutto, quindi alle quest per ogni roba, perché si partì da Tarvos, che era tipo Asterix, anche per formato, insomma, ma anche che dei supereroi sono già stati fatti, e dei amici che lavorano addirittura sui vari, hanno attaccato con Capitan Venezia e sono là in davanti, hanno fatto i supereroi di ogni città d'Italia praticamente. Cioè, in realtà il problema non è fare le robe, se le scuviate che già sono, perché andate per da abbondanti. Io ho fatto dei fumetti storici, per esempio sul Friuli ho fatto uno sul 1077, vi ho fatto un altro sulla disfida di Spilimberg, su disegno su ciò che è succeduto prima che ha scopato il Beato Bertrando a Spilimberg, insomma, quindi la storia di chi diciamo che era dividuto il Friuli che a volte a macchia di leopardo, e quindi sì, questo per ogni roba, anzi stici duccio là ci ride dentro dagli archivi della filologica o dalle biblioteche, i fumus che per Furlan già sono perché hanno tanti. Il problema è che è difficile creare un marchiato, perché già ci sono 1 milione in Friuli, non sono tanti,
se dopo i tie-in che per Furlan fa dure a lei, diventa difficile campare vendendo un libro, ecco. E quindi tanto meglio se sempre impare a lei per Furlan, perché appunto in che maniera chi, anche perché che scrive per Furlan, la platea si slarga, ecco. Però il fumetto può essere da buon essere un elemento strategico, perché le scrittbook, le disegnanti, in tutte le culture visive come che dati di voi, può essere proprio uno strumento interessante. Che chi le viene fuori su Dragonero, e se qualcuno lo conosce, sotto le testiere di Villate, che chi le viene fuori a ottobre, sono che robi schifas, che non è che sono scritti in sceneggiature, il sceneggiatore mi dice di fare un castiel con un'atmosfera un po' paurosa e sinistra, io ho chiappato l'idea di chiappare il castiel di Villate e ritocchiarlo. Chi sta lì anche appunto c'è chi ci viene di dire dal documentario, il blasè di essere una regione che offrisce tutti gli stimoli visivi che si può immaginare e alle vie il medio e taponaio dentro, c'è che si fa come delle specie di sorprese. Il famoso compendio dell'universo. Esatto. È il Friuli che dà ispirazione anche a un lavoro come questo. Bene. Sì. Ringrazio Luca, complimenti, bravissimi. E soprattutto che faccio coscienza per le lingue furlane e per il suo essere sempre pronto quando si tratta di fare anche per il Friuli. Grazie e comprati sia famoso naturalmente. Che vieni fuori in Francia è difficile. Che in Francia è difficile, però Dragonero. Dragonero, l'Ancalven il prossimo Unviare venirà fuori a novembre un disegno di me. E vuole un anno per fare. Quando chi comprai su un text e lo pagai 3 euro, quindi un anno di lavoro, di tante ore di lavoro, perché un disegnatore mette manco un anno a fare un text, per capirsi. Per non dire di quel che prima l'ha scritto e di quel che dopo il metodo di liberaulis, che chi non si diodino appunto, perché in Francia li mettiò liberaulis dei balloon, invece in Italia adesso sono non è scritto nulla, è un altro mistero che è sì, invece in Francia le fumetti francesi e diventa di è un po' una differenza di tradizione, sì. Però per dire che anche la fortuna in Italia di pagare un po' di fumus, cioè che in Francia un libro a fumus costa 15 euro come minimo, io lo compro in 3 e viene anche il doppio di pagine. Che il francese è da 50 in Italia con 3 euro compri in 100 pagine e appunto un anno di lavoro più o meno di 3-4 persone. Complimenti. Bene, allora torniamo a passare il microfono a Serena per i saluti, no? Sì, saluti magari io guardo il direttore, io ricordo Dome che tra i libri che vi consegnati alle ence questo libro da Fumuz che appunta c'è per dentro tutta la storia della filologica e che sta fatta di Paolo Francescuto, che è il collega di Luca, che l'ha fatto, che è stato il SPROC dalle nostre locandini pari corsi per gli studenti, non sta fa il barbezuan fevele o impare il Furlan, no? Che era un po' il nostro SPROC. Allora, del cast, direttore, non si la sin come chance, no? Ci dici? Allora, grazie a Luz per la collaborazione, a chi aveva partecipato, a chi dopo mi così un lavoro interessante. Complimenti veramente a Luca e intanto mi venivano idee su idee di potenziare collaborazioni che mi darì, insomma, ecco. E qui regalino anche qualche libro, insomma, come ringraziamento alla sua partecipazione e soprattutto che non viene dall'agricoltura convenzionale biologica. Comunque, sono già più forti in libri. No, bene, no. Oh, va bene. Allora, complimenti e grazie come vi non di lasciarsi così come c'è. No, vi contai di auguri per Natale. Arriviamo allora a tutti.